Buonasera! Alleluia, cominceremo i nostri adorati. Vi voglio chiedere di alzarvi in piedi per adorare il nome del Signore con gioia e con giubilo. Alleluia! Con molto potere e gloria Lui regnerà. Ma quanto al giorno e l'ora, chi lo saprà? E gli angeli nel Figlio, soltanto il Padre. Allora vegliati, pregati, presto sentiremo il grido con lo sposo sopra i monti. Presto sentiremo il grido, andiamo al suo incontro, andiamo al suo incontro. Quando mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa. Il figlio dell'uomo verrà e chissà sempre sarà fede in terra, fede in terra. Un giorno il figlio dell'uomo ritornerà con molto potere e gloria, lui regnerà. Ma quanto al giorno e l'ora, chi lo saprà? Negli angeli né il Figlio, soltanto il Padre. Allora vegliati, pregati, presto sentiremo il grido con lo sposo sopra i monti. Presto sentiremo il grido, andiamo al suo incontro, andiamo al suo incontro. Quando mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa. Il figlio dell'uomo verrà e chissà se troverà fede in terra, fede in terra. E la fiamma non si spenga, che la fiamma non si spenga, che la fiamma non si spenga, che la fiamma non si spenga. E l'olio non finirà, 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 e l'olio non finirà. Quando mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa. Il figlio dell'uomo verrà e chissà sempre verrà fede in terra, fede in terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Chiudete i vostri occhi. Grazie Padre, grazie di tutto Signore. Che la tua fiamma, Signore, possa essere sempre accesa dentro i nostri cuori. Che la tua fiamma questa sera possa essere presente in mezzo a noi, Padre. Che possa bruciare i nostri cuori, che possa bruciare la nostra mente, che possa bruciare i nostri piedi, oh Padre. Che possiamo essere pieni del tuo fuoco, pieni del tuo spirito, lavato nel tuo sangue, Padre. Alleluia. Grazie, grazie Signore, grazie per la tua presenza. Grazie per la tua presenza viva dentro di noi, viva dentro di ognuno di noi, Signore. Crediamo, Padre, crediamo nel tuo Spirito oggi qui.
Crediamo che il tuo Spirito farà dei miracoli. Crediamo che il tuo Spirito farà grandi cose qui in questa sera, Signore. Vogliamo dichiarare che tu sei, oh Padre, che tu sei meraviglioso, che tu sei grandioso, che tu sei il Re di gloria, che tu sei la maestà, che tu sei onnipotente, onnipresente, il Re di tutto il mondo. Tu sei, oh Padre, tu sei santo, tu sei meraviglioso e vogliamo dichiarare questa sera, tu sei, Signore. Alleluia. Alleluia. Giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapevo e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Chiesi insieme. Un pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapevo, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io
tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, guarisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò nella tua fonte, fonte di acqua viva. Io voglio bere nel tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, guarisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò nella tua fonte, fonte di acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, La fonte di vita che tu sei. Oh! ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia. Tu sei il Messia, tu sei il Messia, tu sei il Messia, la fonte viva che mi salvò, alleluia. Tu sei la fonte viva, Padre, alleluia. Tu sei la fonte viva che mi salvò, alleluia. Chi è come te, Gesù? Non c'è nessuno uguale a te, mansueto e umile. Non c'è nessuno uguale a te. Non c'è, è meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso. E tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Chi è come te? Dichiariamo insieme: Gesù, Gesù, non c'è
non c'è nessuno uguale a te. Mansueto è, mansueto. E non c'è nessuno uguale. Sublime, glorioso, glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Aspettiamo te. Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Noi aspettiamo, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. il tuo volto vedrò. Come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso e ammirabile, sei così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita. Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Come aspetto il giorno In cui l'allegria sarà infine completa. non avrà Mas noi già lì não haverá
speciali non avrà nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo e fim. É Cristo. Alza le tue mani, alza le tue mani. È per Lui che siamo qui questa sera. Ehi. Signore, Signore dei miei giorni, è Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, è Cristo, è Cristo. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore, è Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita. Signore David, è a Cristo, è a Cristo, per Cristo, la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore David, libera. Sovrano in potenza e libera, ha dominio di ogni cosa. Cristo verrà, porta per libera, lui è sovrano e libera. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, è Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei, è Cristo, dichiari, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo tutta la mia vita, perdendo tutto per amore e con allegria. Signore, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo, perdendo tutto.
terra vedrà la sua gloria, il suo potere che arriverà nelle nuvole. Ogni occhio vedrà la sua gloria. E succederà che in quel giorno Lui verrà con potere in grande gloria, con potere in grande gloria, con potere in grande gloria. Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà, si manifesterà, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Si manifesterà, si manifesterà. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Tu puoi glorificare il nome del Signore Gesù. Mentre tu glorifica il nome del Signore. La sua gloria sta manifestando tra di noi. Sta guarendo cuori. Sta guarendo vite questa sera. La sua presenza è qui. Lui sta portando guarigione. Lui sta portando la salvezza. Alleluia. Mentre tu chiami il nome di Gesù, grandi cose sta succedendo in questo momento. Lui è grandioso. Oh, si manifesterà. Facciamo un applauso a quelli che vivrei tra di noi. Alleluia. Alleluia. Lui è vivo, Lui è vivo. Gesù è vivo. Pace a tutti, Chiesa, buonasera. Quanto stanno sentendo la presenza di Dio in questo luogo questa sera? Lui è qua, è presente in mezzo a noi, è vivo, è reale e desidera una Chiesa viva, una Chiesa che bruci di amore, di passione per Lui, una Chiesa che bruci nell'adorazione. Siamo noi questa Chiesa questa sera. Siamo una Chiesa che si consacra e che dedica ogni cosa della nostra vita a Lui. Abbiamo dichiarato prima che vogliamo lasciare tutto per Lui. Vogliamo consegnare la nostra vita a Lui, perdendo tutto, ma con allegria. Gesù desidera una Chiesa viva, che noi possiamo essere veramente questa Chiesa che lascia ogni cosa per seguire Gesù. Mi fa
mi fa sempre meravigliare di gioia leggere nei Vangeli quando Gesù chiama i suoi apostoli. Noi vediamo questo quando chiama Pietro, Giacomo, Giovanni, vediamo questo quando chiama Matteo. Noi vediamo che Gesù li chiama, gli dice seguimi. E in tutti questi episodi c'è scritto: ed essi, lasciata ogni cosa, seguirono Gesù. Lasciata ogni cosa, seguirono Gesù. Noi siamo questa chiesa viva che è disposta a lasciare ogni cosa per seguire Gesù. Siamo questa chiesa. Siamo questa chiesa. Siamo questa chiesa. Una chiesa che innalza il nome di Gesù. Una chiesa che si dona completamente a Lui. Una chiesa che non viene qua il sabato e non apre la sua bocca soltanto perché bisogna farlo, ma viene qua il sabato e apriamo la nostra bocca per adorarlo, perché abbiamo gioia e ci brucia nel cuore di fare questo. Questa è la chiesa che Gesù vorrebbe, che noi impariamo giorno dopo giorno a diventare la chiesa che era nei sogni, nei piani, nei progetti di Gesù quando ci ha lasciato il suo regno su questa terra. Amen. Amen. Io ho il piacere, l'onore in questo momento di invitare qua a parlare un po' a noi. Vi chiedo di sedervi. Una persona che sta vivendo questo, ha rinunciato a molto per seguire Gesù. C'è chi la conosce, chi non la conosce. Sicuramente c'è chi la conosce magari più perché ne parliamo ogni tanto, ma si presenterà sicuramente adesso. Lei ci racconterà un po' quello che sta vivendo, quello che sta facendo, quello che ha fatto in quest'ultimo tempo come missionaria, che è la nostra sorellina missionaria Sonia. Vieni Sonia, per piacere. Sì, volevo ringraziare i pastori per avermi dato questa opportunità di poter condividere un pochino che cosa faccio. Io, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Sonia, frequento questa chiesa da, penso, il 2017-2018, quindi tanto tempo, però forse magari non mi vedete qua spesso, perché adesso sto vivendo in Trentino. E sono una missionaria con un movimento dei giovani che si chiama Youth with a Mission, giovani con una missione. E sì, come dice il nome, lavoriamo con giovani che vanno in missione. E 2 anni fa ho raccontato un po' di questa mia idea ai pastori e dopo qualche giorno mi hanno scritto dicendo: noi crediamo in quello che Dio sta facendo nella tua vita, vogliamo supportarti. Quindi è da 2 anni che io sono in missione perché voi mi sostenete. È da 2 anni che io predico il Vangelo in Italia, in Trentino, all'estero, perché voi mi sostenete. Quindi davvero grazie, perché tutto quello che io faccio, quello che posso fare è grazie a voi. E sì, grazie mille Sandra, voglio davvero onorare anche la sua vita, davvero è una donna meravigliosa. E sì, questi ultimi 6 mesi, in realtà no, voglio iniziare quasi 1 anno fa, anzi più di 1 anno fa. Io e mio marito, adesso, al tempo non eravamo sposati ancora, eravamo solo fidanzati, e il leader della base in cui noi serviamo ci hanno chiesto di guidare una scuola missionaria chiamata DTS, Discipleship Bible DT Training School, ok, ovvero una scuola alla formazione al discepolato. Okay. Ho passato il test, forse no. E sì, quindi abbiamo cominciato a pregare. In realtà ancora non sapevamo neanche che cosa volesse dire essere sposati, stavamo solamente insieme, eravamo fidanzati al tempo.
E abbiamo cominciato a pregare. È un po' strano quando sei fidanzato ma ancora non sei sposato e cominci a pregare per qualcosa che farai insieme. Però abbiamo davvero sentito forte da parte del Signore che Lui ci stava chiamando a dire di sì a Lui in questo e a guidare dei giovani in missione. E ci ha dato una parola un po' forte, però voglio raccontarvela adesso perché secondo me c'entra tanto un po' anche con quello che abbiamo vissuto in questi 6 mesi, che è stata la parola conta quanto costerà. C'è questa parabola, no? Di l'uomo che comincia a costruire la torre e alla fine non la finisce perché non aveva contato il costo, no? Non aveva contato quanto sarebbe stato il prezzo di questa torre. E quindi il Signore ci ha dato questa parola molto forte: conta adesso il costo, perché quando mi dici di sì avrà un costo e questo costo sarà grande. E quindi noi abbiamo detto ok, ci siamo presi un po' di tempo, però alla fine abbiamo detto di sì. E abbiamo avuto 16 giovani, 16 studenti che sono venuti un po' da tutte le parti del mondo. Avevamo anche un sacco di brasiliani, mi sa che eravamo in 3 brasiliani su 16, sono tanti, e avevamo persone dalla Corea, dall'America, Canada, Europa, tutte venute con l'obiettivo di conoscere più Dio e poi di renderlo conosciuto. Ebbene, la prima settimana arriviamo e una ragazza approccia Lucas era il leader della scuola, e gli dice: guarda, io ho appena dato la mia vita a Gesù, però questo è troppo per me. È una comunità troppo cristiana, io vengo dal mondo, non sono abituata a tutto questo, non sono mai andata a fare evangelizzazioni, cosa farò? E voglio lasciare. E Lucas le fa: ok, aspetta un attimo, pregaci su e poi ne parliamo. Quindi lei ci ha pregato su e ha detto: ok, resterò un'altra settimana. Abbiamo detto ok, va bene. La settimana dopo ha pregato ancora e alla fine ha deciso di dare il suo sì, di essere all in per Dio in questi 6 mesi. E quindi sì, all'inizio in realtà questa ragazza, ogni tanto scherzo ancora con lei perché adesso lei sta facendo una scuola biblica con noi, però all'inizio lei parlava di Dio e diceva: ma che cos'è Dio? Forse l'universo, forse è una donna, cioè diceva cose un po' strane all'inizio. Mi ricordo che parlavo con lei e dicevo: ok, Signore aiutaci. E adesso, dopo 6 mesi, davvero il costo è stato grande. Abbiamo avuto così tante conversazioni con lei sul battesimo, su che cosa fosse l'importanza di andare in missione, su chi fosse Dio, e ha deciso di battezzarsi 2 settimane fa. E questo è stato uno dei davvero dei frutti più grandi che abbiamo visto in questa scuola. Sì, mentre era in Giordania voleva battezzarsi nel Giordano, però poi ha detto: no, voglio essere battezzata da mio papà, e quindi è tornata e si è battezzata qua. È stato davvero incredibile vedere quanto è cresciuta e quanto anche la sua sicurezza è cresciuta nel condividere il Vangelo. Questo per me è stato bellissimo, vederla evangelizzare, vederla adorare Dio. Mentre era nel Medio Oriente ha guidato momenti di adorazione e di lode. Davvero, questa era una ragazza che la prima settimana voleva tornarsene a casa e adesso sta facendo una scuola biblica e leggerà tutta la Bibbia in 3 mesi. Questo, wow, è meraviglioso. Un altro frutto che abbiamo avuto da questa scuola che è stato un ragazzo, anche lui la prima settimana è venuto a parlare con me e mi ha spezzato il cuore questa conversazione, perché mi fa: Sonia, io sono qua, sono figlio di missionari, però so che Dio mi sta chiamando a fare questo, ad andare in missione, ma io non amo Dio. E quando mi ha detto questa cosa, cosa gli rispondi a un ragazzo così? Quando ti dice: ok, Dio mi chiama a essere qua, però io non lo amo, come faccio a dare la mia vita a Lui?
E dopo 6 mesi ha dato una testimonianza e non solo ha detto che amava Dio, però ha detto che l'amore delle persone l'ha condotto ad amare Dio, perché ha visto nelle persone l'amore di Dio per lui. E questo è il motivo per cui io faccio missioni. Vedere giovani che si sentono orfani tornare a casa come figli. Questo è il motivo per cui io faccio missioni. E questo è il motivo per cui mi state mandando. È davvero come missione, come YWAM abbiamo 3 focus di attenzione. Training, quindi formazione, quello che abbiamo appena fatto con Lucas. Evangelizzazioni, avrei un sacco di storie sulle evangelizzazioni, perché davvero questa scuola aveva una passione per l'evangelizzazione assurda. Io guidavo i momenti di evangelizzazione perché io amo andare a parlare di Gesù alle persone per strada, e voglio raccontarvi una storia che ogni tanto mi fa sorridere, ogni tanto continuo a pregare per questi ragazzi. Un giorno eravamo a Riva del Garda, forse alcuni sono già stati lì, è una città bellissima, ed eravamo lì per evangelizzare, ed ero io con 2 ragazze, una studentessa e una staff con me. E di solito prima di andare a evangelizzare ci mettiamo un attimo a pregare insieme e ascoltiamo se Dio ci dà magari una parola per qualcuno oppure una direzione, qualsiasi cosa. E quindi una di queste ragazze, una studentessa, fa alla stazione dei bus di Riva, ci fa: ok, prendiamoci tutte per mano e preghiamo insieme. Ok, oh mamma mia, cioè già siamo un po' strane perché veniamo da 3 nazioni diverse, quindi già diamo un po' nell'occhio. Ovviamente se ci mettiamo a pregare insieme in cerchio saremo proprio al centro dell'attenzione. Però vabbè, l'abbiamo fatto, quindi ci siamo messi a pregare, e nel mezzo della preghiera, mentre stavamo pregando per la città, per le persone, per una parola da parte del Signore, un gruppo di Maranza ci ferma. E per chi non sapesse cosa fossero i Maranza, in realtà Nauman mi ha insegnato questa parola. Sono giovani che si vestono in maniera un po' particolare, sono ragazzini. E uno di questi ragazzini ci ferma e fa: ma che cosa state facendo? Stiamo pregando. Pregando chi? E abbiamo cominciato a parlare con loro del Vangelo, di Gesù. E in realtà erano così interessati, facevano tantissime domande, sia a me che alle altre 2 ragazze, che in realtà ovviamente, cioè, perché una ragazza americana, perché una ragazza brasiliana sono qui in cerchio tenendosi per mano a pregare alla stazione dei treni, dei bus, scusate. E sì, dopo questa conversazione in realtà ho avuto un cuore ancora più grande per questi ragazzini, perché davvero hanno cominciato ad aprirsi e ad aprire un po' quali fossero le loro insicurezze, le loro paure, no? Ma come credete in Dio? Ma che senso? E alla fine se ne sono andati con la stessa velocità con cui sono arrivati, perché un amico li ha chiamati. Però davvero c'è un grande bisogno. Sì, in Trentino, in realtà una chiesa così grande non esiste in Trentino, è una zona molto non raggiunta dal Vangelo. C'è una città come Rovereto, che è leggermente più piccola di Verona, che ha una sola chiesa, e Verona non so quante chiese abbia, però potete calcolarle se andate su Google o se conoscete magari amici. Cioè, Verona è piena di chiese, Trentino non ha chiese, quindi sì, noi siamo lì per questo. In questo tempo ci stiamo occupando per la maggior parte di evangelizzazioni e di percorsi di formazione. E sì, volevo ringraziarvi davvero di cuore. Inoltre volevo chiedervi di continuare a pregare per noi. Quando io ho dato il mio sì a Dio per la missione, ho dato il mio sì a Dio per la mia missione qua in Italia per 2 anni, e questo tempo sta per finire. E quindi adesso con Lucas continueremo fino a settembre, però da settembre poi cominceremo a pregare per che cosa che Dio vorrà per noi in futuro. E sì, volevo chiedervi di pregare per noi,
perché Dio ci dia saggezza, che ci guidi nei passi che dobbiamo prendere, nei prossimi passi. Entrambi sappiamo che siamo chiamati alla missione, che vogliamo restare in missione fino a che Dio ci chiamerà fuori dalla missione. Esiste essere fuori dalla missione? No, però questo modo di fare missione. E quindi sì, se potete pregare per noi per i prossimi mesi, sì, grazie mille a tutti, grazie mille pastori. Sonia è la nostra missionaria. Quando durante il momento delle offerte, delle decime, diciamo sempre là dietro ci sono le buste di missioni per le nostre opere missionarie, sapete che donando a missioni state aiutando anche a sostenere la missione di Sonia insieme a Lucas oggi come marito e moglie, e tutto quello che stanno facendo, queste storie che ha raccontato, come ha detto, sono soltanto 2 episodi di tantissimi che potrebbero raccontare, e in lei possiamo vedere veramente la gioia e l'amore di poter anche lasciare tutto per seguire Gesù e fare quello che sta facendo. Quindi gloria a Dio per la vostra vita, per quello che fate, Lucas e Sonia. Noi come Chiesa noi vi siamo grati, non voi siete grati a noi vi siamo grati per quello che fate per il regno di Dio. E sapete una cosa che abbiamo detto quando abbiamo cominciato questo progetto qua, adesso è da, secondo me, settembre del 2024, no? Più o meno, che era partito. Settembre 2024, cominciate, tutte le cose della Chiesa sono cominciate in quel mese lì, settembre 2024. E una cosa che io e Andrea abbiamo detto, no? È che oggi parte Sonia, e poi chi lo sa domani se qualcun altro avrà in cuore di fare questo, e noi come Chiesa supporteremo ancora missionari e un altro. Mi ricordo una parola che avevo sentito molti anni fa che diceva che una Chiesa grande, una Chiesa rilevante non si misura da quante persone sono sedute dentro la Chiesa, si misura da quante persone la Chiesa manda fuori, manda nel mondo. E quindi più missionari usciranno da qua per fare l'opera di Dio, dove Dio li manderà, più questa Chiesa veramente potremo dire sarà una Chiesa rilevante. Che Dio possa darci i mezzi per fare questo, ma soprattutto che possa mettere nel cuore di molte persone, anche sentendo le testimonianze di Lucas e Sonia, di compiere quest'opera missionaria al di fuori da queste mura. Amen? Amen? Grazie mille. Alcuni avvisi per la settimana. Il primo avviso è per questa sera. Spero che non abbiate impegni dalle 11:30 alle 5 di mattina. Abbiamo qua la nostra veglia Awaken guidata dai giovani, ma è aperta a tutta la Chiesa, quindi potete fermarvi tutti quanti. Dopo l'adorarti ci sarà qualcosa da mangiare, poi se avete la possibilità non andate via, stiamo qua a passare un po' di tempo in adorazione, in preghiera, in ricerca della profondità dello Spirito Santo. Prossimo avviso, 52 giorni di preghiera, è quella preghiera che stiamo facendo ormai grazie, oggi è il 21, quindi da 21 giorni l'abbiamo cominciata, e siamo al 21esimo giorno, ce ne mancano ancora un po', 31. E questa settimana la preghiera sarà guidata dai giovani, e la preghiera di domani non sarà su Zoom come stiamo facendo sempre, ma sarà questa notte durante la veglia. Quindi la preghiera della domenica sarà fatta questa notte durante la veglia, e da lunedì poi ricominceremo tutta la settimana con gli incontri su Zoom, e vi comunicheremo l'orario sicuramente nella giornata di domani. Prossimo avviso, grazie. Culti in casa. Abbiamo i nostri in casa mercoledì sera alle 8, queste sono
le zone degli in casa, entrate in contatto se ancora non partecipate con il leader di zona, della zona più vicina a casa vostra. Mercoledì alle 8 ci saranno i nostri in casa. Voci nel silenzio. Il nostro musical di Pasqua l'abbiamo già presentato ormai un po' di volte, comunque sabato, non sabato prossimo, sabato quello dopo, quindi sabato prima di Pasqua, qua in chiesa avremo questo, ci sarà il nostro adorarti, ci sarà il nostro culto normale, ma il nostro adorarti sarà questo spettacolo fatto dal nostro gruppo di teatro Be Mime, quindi non mancate, invitate persone a venire affinché molte persone possano ricevere un messaggio del Vangelo in un modo magari un po' diverso attraverso una rappresentazione teatrale. Prossimo avviso. Rifugio Be Brave, dal 14 al 16 maggio, il primo rifugio, il primo ritiro delle donne di quest'anno. Chi ha già partecipato sa che non può assolutamente mancare, però ci sono solo 48 posti disponibili, quindi ovviamente per primo riuscirà a partecipare, chi non si iscriverà dovrà aspettare il prossimo che sarà tra qualche altro mese. Ci sono già 10 iscritti senza che le iscrizioni siano aperte. Per iscriversi è dopo, per iscriversi dopo, non adesso. Dopo parlerete con la pastora o con chi vi sarà comunicato, giusto? Ok. Questo è il QR code con il quale, se lo scannerizzate, potete accedere. C'è qualcuno che lo sta facendo però, attenzione, attenzione, qualcun altro che si offre. Se scannerizzate il QR code potete accedere a tutti i gruppi della Chiesa, quindi è molto facile, di solito diciamo dovete andare su Instagram che ci sono i link, no, invece adesso da qua, tac, scannerizzi, entri nei gruppi della Chiesa, sei a posto. Bene, basta, vero? Ok. Amen. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Lo ripeto, così c'è Sonia, così sa che lo diciamo, là dietro ci sono le buste anche per le offerte di missioni. Carnei missionari, c'è anche la nostra sorella Caccigna, diaconessa, con il post se vuoi fare le offerte in questo modo. Ma preghiamo in questo momento perché queste offerte siano consacrate a Dio, che possano essere usate al meglio per l'avanzamento della sua opera, che possano essere usate per l'invio di altri missionari, come è stato detto, e che tutto ciò che verrà fatto attraverso queste offerte, queste decime, possa di riflesso diventare una benedizione per la vita di ogni famiglia qua presente. Amen. Signore Gesù, in questo momento consegniamo a te le nostre decime, le nostre offerte, le primizie, ogni centesimo che tu oggi hai messo nel nostro cuore di portare alla tua casa come forma di adorazione a te, come simbolo di fedeltà a te, o anche semplicemente per il mantenimento di quest'opera, perché crediamo, Signore, che in questa Chiesa tu hai ancora da fare grandi cose, hai ancora da salvare molte vite, e ancora da portare molta restaurazione a molte case, hai ancora da compiere il sovrannaturale che tu puoi fare, e per questo motivo desideriamo che quest'opera continui a crescere, a prosperare. Benedici, Signore, queste offerte allora, e che il modo in cui verranno utilizzate possa essere fonte di benedizione per ogni famiglia di questa Chiesa e per quelle famiglie che ancora non conoscono né questa Chiesa né il tuo nome, ma che attraverso anche questi aiuti potranno venire a conoscerlo. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Signore Gesù, in questo momento vogliamo riempirci, Signore, oltre che della Tua presenza, della Tua parola, una parola che noi sappiamo può trasformare le nostre vite, darci nuovi intendimenti, cambiarci a Tua immagine, Signore, diventando sempre più simili a come Tu ci vuoi. Per questo io ti chiedo, Signore, che non sia questo solo un tempo di insegnamento e di apprendimento, e che le parole che verranno lanciate oggi, seminate oggi nella Tua Chiesa non vengano da me, ma che possano venire da Te, perché le Tue parole sono parole di vita eterna, le Tue parole possono trasformare. Quindi fai la Tua volontà, Signore, agisci per mezzo del ministero della Tua parola in mezzo a noi questa sera. Per questo ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, leggerò alcuni versetti dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 9, la chiamata proprio di Matteo dal 9 al 13. E questa sera anticipiamo un po' la Pasqua, perché stavo pensando, no? Settimana prossima ci sarà qua il pastore Paolo, abbiamo già parlato di questo nelle settimane passate, no? Il pastore Paolo Pereira, nostro grande amico. Chi conosce già il pastore Paolo? Chi ha già avuto a che fare con lui? I leader della nostra chiesa già lo conoscono un po', perché è già venuto a portare qualche insegnamento in passato. Chi ha partecipato alla cena per coppie che abbiamo fatto l'anno scorso lo conosce, perché è stato lui insieme a sua moglie a ministrare. Il pastore Paolo è una persona meravigliosa, veramente, una persona speciale che Dio ha messo nella nostra vita. Oggi io lo considero il mio mentore spirituale. Lui è pastore di una chiesa, lui non è più pastore di una chiesa in realtà, ha fondato una chiesa in Svizzera. Ho dato una testimonianza dell'inizio della sua opera, no? Un paio di settimane fa. Ha fondato una chiesa in Svizzera, oggi è una chiesa veramente molto molto rilevante, molto grande, una chiesa per nazioni, una chiesa meravigliosa. Ma oggi lui ha proprio un ministero di aiuto alle chiese, aiuto ai pastori. Proprio questo oggi il suo focus ministeriale. Ci ha preso a cuore a noi come chiesa e quindi ci sta aiutando molto. Ma come ho detto, è una persona proprio lui veramente fantastica. Quindi la settimana prossima non mancate, siate presenti qua al nostro adorarti, perché sicuramente lo Spirito Santo parlerà per mezzo della parola. Lui è una parola molto semplice, molto diretta, molto comprensibile, ma piena di Spirito Santo. Ma ancora di più, se avrete possibilità nei giorni che sarà qua di passare un breve tempo con lui, di conversare un pochino con lui, è la cosa più bella è questa, perché veramente parlando con lui, camminando con lui, si riesce proprio a vedere che è una persona che ha il cuore di Gesù. E quindi non perdete questa opportunità di venire a sentirlo, ma ancora di più di venire a conoscerlo la prossima settimana. Quindi la settimana prossima ci sarà il pastore Paolo e la settimana dopo c'è il musical di Pasqua. Quindi non c'era più modo di parlare della Pasqua, forse la settimana dopo la Pasqua potrò parlare di Pasqua. Allora questa sera porto una parola che ha quantomeno un po' a che vedere con la Pasqua, o con quello che è successo in quel meraviglioso, grandioso giorno. Matteo capitolo 9 dal versetto 9: era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto questo, dicevano ai discepoli di Gesù: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani
che hanno bisogno di medico, bensì i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. Possiamo ripetere soltanto quest'ultima frase. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. Ho cominciato con questo testo proprio per questa frase, perché ho dato un titolo alla predica che è proprio voglio misericordia, quindi era giusto una scusa per cominciare con questo testo. Ma questa frase di Gesù, noi la vediamo un'altra volta sempre nel Vangelo di Matteo, è una frase che noi troviamo anche nell'Antico Testamento. Qua Gesù sta citando il profeta Osea, in Osea 6,6 c'è proprio scritto così: voglio misericordia e non sacrificio, o in alcune versioni voglio bontà e non sacrificio. E il tema della parola di questa sera è proprio questo, misericordia, che non è quando diciamo misericordia, no? Quella è un'altra cosa, è misericordia quantomeno secondo il piano biblico, per quello che ha a che vedere con quel grandioso giorno che era la Pasqua. E è già da qualche settimana in realtà che ho questa parola che mi brucia di portare alla Chiesa, la parola proprio misericordia. E non lo so, perché io penso così, ci sono alcuni temi che sono, non lo so, forse così troppo, è brutto come parola, ma mi viene da dire banali, no? Perché tutti quanti noi potremmo dire sì, so che cos'è la misericordia, ma effettivamente sappiamo che cos'è la misericordia, perché è una parola che sentiamo così tante volte, che forse sì, ci viene da pensare che effettivamente sappiamo cos'è, ma io personalmente, non so voi, io personalmente non ho mai sentito nella mia vita una predicazione con tema misericordia. È un argomento che per quanto sia conosciuto, forse è troppo poco parlato. Eppure se noi andiamo, e oggi in qualche modo cercheremo quantomeno di andare a intendere un po' che cos'è la misericordia e che cosa ha a vedere con la nostra vita oggi, è un tema che quando noi andiamo a intenderlo pienamente ci apre veramente la vista quantomeno spirituale su molte cose, che se prendiamo semplicemente la parola misericordia forse la associamo più a misericordia che a quello che Gesù ha fatto veramente per noi. E per capire che cos'è la misericordia, forse è buono prima intendere che cosa non è la misericordia, perché come ho detto è una parola che sentiamo molto spesso, e molto spesso noi la scambiamo con altri termini che noi sentiamo. Ad esempio, spesso possiamo scambiare la parola misericordia con l'amore che Dio ha per noi, ma la misericordia non è l'amore. L'amore è un attributo di Dio, Dio è amore, e la misericordia è un altro attributo di Dio. Sono due cose distinte. Dio è misericordia, Dio è misericordioso. Sicuramente la misericordia che Gesù ci ha fatto, che Dio ci ha fatto, è qualcosa che parte dall'amore che Lui ha per noi. Ma la misericordia non è l'amore, sono due attributi. Altre volte noi possiamo sentire o scambiare la parola misericordia, la misericordia di Dio, con la bontà di Dio. Ma anche qua si parla di due attributi. Dio è buono, è un attributo di Dio. E tra l'altro la bontà di Dio non è quella bontà che siamo magari soliti pensare quando si pensa alla bontà, no? Magari quando noi pensiamo a una persona è buona, vuol dire che è una persona che cerca di fare bene a tutti quanti, indipendentemente, che non lo so, ad esempio, se mio figlio vuole qualcosa gliela do perché sono buono. La bontà di Dio non è l'essere buono verso ogni cosa, riguardo a ogni cosa, non è quella persona bonacciona, no? La bontà di Dio, proprio secondo l'etimologia biblica della parola bontà, significa bontà morale attiva.
Quindi Dio è buono con un proposito. C'è un versetto in Atti degli Apostoli che ci spiega molto bene che cos'è la bontà di Dio. Atti degli Apostoli, capitolo 11, qua ci parla di Barnaba, uno dei seguaci che faceva le missioni insieme a Paolo. E c'è scritto così: quando Barnaba giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono. Questa parola buono, no? È la stessa parola di quando noi parliamo della bontà di Dio. E in questo caso noi vediamo che cosa significa che lui era un uomo buono. Essendo un uomo buono, perché era un uomo buono, lui esortava le persone ad attenersi alla via del Signore con risolutezza, con fermezza. Qua c'è scritto con cuore risoluto, quindi con fermezza, con risolutezza, con posizionamento. Ovvero lui diceva: dovete seguire la via del Signore, non dovete fare quello, non dovete fare quello, dovete seguire la via del Signore. Normalmente se uno dice così non pensiamo che questa è una persona buona, no? Eppure è così che la Bibbia ci descrive la bontà. Quando noi portiamo le persone a vivere la via del Signore, lì noi siamo buoni. E questa è la bontà di Dio. Dio è buono perché Lui ci esorta e ci porta a seguire le sue vie. E questa è la vera bontà. Perché se nostro figlio ci dice voglio una pistola, non gli prenderemo la pistola. Cosa vuol dire? Siamo genitori cattivi? No, siamo genitori buoni, non vogliamo il suo male. Per questo la bontà di Dio ha lo stesso significato. Dio non vuole che noi andiamo dalla parte sbagliata, vuole che noi ci atteniamo alla sua via. E il modo in cui lo fa, che a volte è con fermezza, con risolutezza, a volte ci dice no, a volte ci corregge, a volte ci disciplina. Il modo in cui lo fa, la disciplina del Signore è buona, perché Lui è buono. E quindi la bontà è un attributo di Dio, e se intendiamo questo come bontà possiamo chiaramente dire no, questo non è la misericordia, è proprio un altro argomento. A volte scambiamo la parola misericordia con la parola compassione. E è vero, misericordia e compassione sono due parole molto simili per il significato, ma la compassione è un termine che si blocca a un sentimento. C'era un pastore, un predicatore molto famoso, Leonard Ravenhill, che in un periodo in cui la Chiesa stava facendo fatica ad avanzare, a avere nuovi discepoli, le chiese si stavano un po' svuotando, disse così: non è che la Chiesa non sia più in grado di evangelizzare, è che la Chiesa ha perso le lacrime, ha perso la compassione. Questa è la compassione, quel sentimento per quelle anime che sono perdute. E la misericordia è qualcosa di molto simile, ma la misericordia, come vedremo, non si ferma al sentimento, va al di là del sentimento. Per capire che cos'è allora la misericordia, abbiamo capito cosa non è. Per capire che cos'è la misericordia di Dio, e quella misericordia che in quel giorno della Pasqua ci ha raggiunto, dobbiamo andare ad intendere il piano biblico, il piano divino della salvezza che Dio ha propiziato, ha fatto, ha inventato nella sua divina onniscienza per noi. Perché il piano della salvezza è qualcosa di... non ci sarebbe tempo di spiegare ogni cosa, perché è veramente un marchingegno fantastico quello che Dio ha fatto durante il corso di tutta la Bibbia, da Genesi a Apocalisse. Noi vediamo questo piano diramarsi, no? Ma per andare a riassumere un po' il piano divino, noi sappiamo che in principio noi abbiamo peccato. Dico noi, anche se è stato solo Adamo, no? Perché, anzi, è stata Eva prima, ma va bene, è perché è la festa del papà, oggi posso dire che è stata Eva prima. Noi abbiamo peccato, e quindi attraverso quel peccato noi ci siamo separati da Dio. L'Apostolo Paolo in Romani 3,23 lascia chiaro: tutti hanno peccato, non solo Adamo, tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio, sono senza la gloria di Dio. Questo è come è cominciato tutto quanto. È stato lì che il piano della salvezza ha cominciato a costruirsi, da quel peccato originale in cui tutti noi siamo diventati peccatori e tutti noi ci siamo separati da Dio, siamo diventati privi, siamo stati privati della gloria di Dio. In Isaia 64 riprende questo concetto inserendo un nuovo elemento. Dice così: tutti quanti siamo diventati come impuri e tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Qua Isaia riprende questo concetto che tutti quanti noi siamo peccatori, tutti quanti noi siamo come impuri e tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Qua Isaia comincia a mettere un nuovo elemento nel piano della salvezza, che è la giustizia. Che cos'è la giustizia? La giustizia è un altro attributo di Dio. Dio è giusto, Dio è perfetto nella sua giustizia. Abbiamo detto diverse settimane fa, abbiamo parlato dell'amore di Dio, abbiamo detto che Dio ama tutti. Dio ci ama tutti quanti, Dio ama ogni persona che è seduta qua, quelli che sono seduti qua, che la settimana scorsa non sono venuti. Dio ama coloro che non sono qua questa sera, ma che oggi hanno avuto altri impegni. E Dio ama anche quelli che sono questa sera in moschea, o che sono in un centro buddista, o quelli che non vanno in chiesa. Dio ama tutti quanti. Ma la sua giustizia, questo suo attributo, impedisce al suo amore perfetto che ha per tutti quanti di essere salvati. Perché? Perché Dio è giusto e Lui ha messo delle leggi, Lui ha messo dei principi, e la giustizia di Dio che cosa prevede? Che noi riceviamo quello che meritiamo. Quindi tu ti comporti bene, Dio ti farà del bene. Dio è giusto. Ma tu ti comporti male, Dio non ti farà del bene, perché Dio è giusto. Questa è la giustizia di Dio. È lo stesso principio della legge, del principio della seminatura e della raccolta. Quando noi seminiamo bene, Dio ci farà raccogliere abbondantemente. Perché? Perché Dio è giusto. Ma se noi seminiamo male, raccoglieremo scarsamente, perché Dio è giusto. Questa è la giustizia di Dio. Noi riceviamo quello che meritiamo. E per quanto riguarda quel peccato che ci ha separato dalla gloria di Dio, che cos'è che dovremo ricevere? L'Apostolo Paolo ci lascia chiaro qual è la ricompensa che noi abbiamo per il peccato. Romani 6,23. La ricompensa o il salario del peccato è la morte. Questa, secondo la giustizia di Dio, la giustizia perfetta di Dio, è la ricompensa che noi dovremo avere. Tutti quanti noi siamo destinati o dovremmo essere destinati a una morte eterna, perché il salario del peccato è la morte e quindi la ricompensa per i nostri peccati è la morte. Eppure, quanti qua pensano di essere salvati? Alzi la mano chi è fiducioso della sua salvezza. Vuol dire che siete tutti calvinisti. Ma noi sappiamo, noi abbiamo questa forte, ferma speranza che saremo salvati, no? Perché abbiamo creduto in Gesù, ci siamo riconciliati con Lui, Gesù ci ha portato a vivere la salvezza. Quindi noi crediamo che saremo salvati. Ma com'è possibile credere che saremo salvati se il salario del nostro peccato è la morte? Com'è possibile pensare e credere questo? Perché a quel punto lì entra in gioco un altro elemento nel piano salvifico di Dio, che è la grazia. E noi identifichiamo la grazia come un favore immeritato. Ovvero, se la giustizia di Dio dice tu ricevi quello che ti meriti, la grazia di Dio dice tu ricevi quello che non ti meriti. Questa è la grazia di Dio. La dolce, sublime grazia di Dio. Ma in questo processo, se ci pensiamo, manca un passaggio, perché noi abbiamo peccato. La giustizia dice tu ricevi quello che meriti, morte eterna. E poi arriva la grazia che dice no, tu ricevi quello che non meriti, vita eterna. E c'è un passaggio lì in mezzo
che manca, perché il peccato resta. Io voglio invitare qua con me perché tra 2 settimane avremo un teatro, perché attraverso una rappresentazione teatrale molte volte le cose restano molto più nella nostra testa, quindi per avere un assaggio del teatro che vivremo tra 2 settimane abbiamo qua il gruppo dei nostri attori B-Mime che ci aiuterà in questa rappresentazione teatrale per capire bene questo concetto della salvezza che Dio ci ha dato. Potete per piacere venire qua? I nostri attori. Allora, se io adesso ad esempio chiedessi alla nostra sorella Edoarda che cosa le piacerebbe ricevere oggi, che cosa potrebbe dirmi? Io ho bisogno di una cosa. Cosa posso fare? Edoarda ha bisogno delle scarpe nuove. È un diritto delle donne avere sempre delle scarpe nuove, no? Queste sono da ballo però, ma va bene. Ok, allora questo è l'elemento che noi abbiamo adesso. Abbiamo Edoarda che ha bisogno di scarpe nuove. Sentiamo però la giustizia, che è il primo elemento nel piano della salvezza, che cosa direbbe a questo proposito? Delle scarpette nuove. Non ti vergogni. Tu delle scarpette nuove. Tu che stamattina non hai neanche messo a posto la tua stanza. Sai cosa ti meriteresti in verità? Un bel ceffone. La giustizia perfetta di Dio, che è quella che dice tu ricevi quello che meriti. Vede la situazione dell'Edoarda. L'Edoarda vuole delle scarpe nuove, ma stamattina non ha neanche messo in ordine la camera. E quindi non meriti delle scarpe nuove. Tu riceverai quello che meriti, raccoglierai quello che semini. Ma sentiamo la grazia, che cosa ne pensa di tutto questo? Edoarda, cara Edoarda, anche se non lo meriti, io ti le comprerò le scarpe, anzi, le ho già comprate. Questa è la dolce grazia di Gesù. Edoarda non lo meritava di ricevere queste scarpe, ma la grazia di Gesù è un ricevere qualcosa che noi non meritiamo. Ma come ho detto, manca un passaggio in tutto questo, no? Non vi sembra che rimane un problema? Edoarda questa mattina si è svegliata, non ha rifatto il letto, non ha messo a posto i giochi, non ha sistemato la stanza, e l'unico pensiero che ha avuto quando si è svegliata è voglio le scarpe nuove. Molte donne sono come lei probabilmente, il primo pensiero della mattina. E la giustizia ha detto no, non avrai le scarpe nuove, la grazia dice sì, avrai le scarpe nuove. Ma in tutto questo rimane un buco. Perché? Cos'è il problema che rimane? La camera è ancora in disordine. È a quel punto che entra in gioco la misericordia. Edoarda, non ti preoccupare, io pulisco la camera per te. Amen. Dio, se facesse questo favore immeritato, senza che il problema fosse stato risolto, non sarebbe un Dio giusto. La grazia di Dio non elimina la giustizia di Dio. Se una persona si comporta male e Dio dice va bene, quello che è fatto, io ti do la salvezza, questo sarebbe un Dio ingiusto. No, c'è bisogno di risolvere ogni problema. Nel piano di Dio per la nostra salvezza c'era bisogno di risolvere ogni problema. È quello che Gesù ha fatto, il modo in cui Dio ha rivelato la sua misericordia verso di noi. È stato fare scendere Gesù sulla terra e farlo salire su una croce che in realtà era preparata per me e per te. La croce non era per Gesù, è diventata per sua misericordia. Quella croce era per noi.
ma affinché il piano di Dio potesse essere perfetto e risolvere ogni problema, Gesù ha dovuto salire su quella croce per noi. E voglio che noi intendiamo una cosa questa sera, che Dio non ha cancellato il nostro peccato che ci ha reso privi della sua gloria così. Non è stato così. Non è che ha detto ok, i peccati di John sono cancellati, i peccati di Eliane sono cancellati, i peccati di Sonia sono cancellati. Non è stato così. Affinché i peccati potessero essere cancellati, qualcuno è dovuto morire al posto nostro, perché il prezzo, il salario, la ricompensa del peccato rimaneva la morte, e questo non è cambiato. La giustizia di Dio non è cambiata. Qualcuno è dovuto morire al posto nostro, e quel qualcuno è stato Gesù. E in questo Dio ha rivelato la sua misericordia verso di noi. Una misericordia che ha fatto sì che la giustizia non avesse più potere sulla nostra vita, e una misericordia che ci ha permesso di vivere poi successivamente la grazia, una misericordia che era necessaria affinché noi potessimo vivere tutto questo. Questa è la misericordia di Dio. È in questo modo che Lui l'ha dimostrata verso di noi. Qualcuno è stato sacrificato per me e per te. La misericordia di Dio si dimostra nel sacrificio. Un applauso ai nostri attori, Bimai. Nella lettera a Tito Paolo scrive, fa un ragionamento, voglio leggerlo con voi, in cui racchiude praticamente tutti i termini che abbiamo distinto fino adesso. Ci parla dell'amore, ci parla della bontà, ci parla della misericordia, della giustizia, della grazia, e fa un riassunto di quello che è stato il piano della salvezza di Dio, dicendo così: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandosi a vicenda. Anche noi un tempo eravamo peccatori. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvato, non per opere giuste da noi compiuti, ma attraverso la sua misericordia, mediante il lavaggio della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. In 3-4 versetti Paolo riassume il piano della salvezza di Dio. Noi eravamo peccatori, ma Dio ci ama tutti. E Dio è buono, una bontà che ci conduce nei suoi sentieri, e quindi non attraverso le nostre opere, perché Edoarda quella cameretta non l'ha mai messa a posto. Non è stata attraverso le sue opere, ma attraverso la misericordia di Gesù, attraverso la misericordia di Dio, e mediante il lavaggio che Lui ha fatto in noi attraverso il suo Spirito. Lui lì ci ha giustificati, ha fatto sì che la sua giustizia fosse, tra virgolette, bypassata, e ci portasse a vivere attraverso la grazia, la salvezza e la vita eterna. Noi abbiamo fino adesso distinto che cos'è la salvezza, abbiamo la misericordia, abbiamo riassunto un po' la dottrina della misericordia biblica, ma ok, oggi effettivamente nella nostra vita questo che cosa significa? Sì, chiaro, noi adesso abbiamo capito che cos'è la misericordia, adesso forse torneremo a casa e quando diremo misericordia forse sapremo di cos'è che stiamo parlando.
E probabilmente noi adesso ringrazieremo Dio, avremo un cuore più grato verso di Lui per la misericordia che ha dato a noi, che ha fatto, che ha avuto nei nostri confronti. E glorificheremo Dio per questo, ma c'è qualcos'altro che deve cambiare nella nostra vita attraverso la misericordia. L'Apostolo Paolo in Romani 11, forse leggerò alcuni versetti, ma in realtà tutto il capitolo di Romani 11 ci parla di misericordia. E comincia a dire che una volta noi non giudei non avevamo parte della gloria di Dio, eravamo quei peccatori privi della gloria di Dio, ma Dio ha fatto misericordia verso di noi e quindi siamo diventati partecipi della gloria di Dio. Ma poi dice che anche i giudei che sono diventati disobbedienti per mezzo della misericordia che Dio ha fatto a noi, la misericordia che Dio ha fatto a noi è andata anche su di loro. Leggo alcuni versetti. Come in passato voi siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi, i giudei, sono stati ora disobbedienti affinché per la misericordia fatta a voi ottengano anche loro misericordia. Infatti Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. E poi Paolo alla fine di questa citazione, come ho detto sono solo gli ultimi versetti, ma tutto il capitolo ci parla di questa misericordia. E Paolo finisce questa grande rivelazione dicendo: oh, profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, quanto sono inscrutabili i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore, chi è stato suo consigliere, chi gli ha dato qualcosa per primo per riceverne una ricompensa? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Questo capitolo ci parla di misericordia. Ho letto questi ultimi versetti proprio perché sappiate che non me lo sono inventato. E voi sapete, no? La Bibbia non è stata scritta in capitoli e versetti. Questo molto spesso complica un po' l'intendimento della parola di Dio. Ancora di più chi ha studiato la lettera ai Romani in un modo teologico sa che la lettera ai Romani è divisa in due parti. La prima parte è dal capitolo 1 fino al capitolo 11. Al capitolo 11 teologicamente si dice che Paolo ferma un discorso e comincia il capitolo 12 con tutto un altro discorso che va a parlare di tutte le altre cose. C'è proprio questa divisione. Ma come ho detto, andare a dividere la Bibbia in capitoli, versetti, in divisioni, molto spesso complica l'intendimento della parola di Dio. Perché abbiamo visto quello di cui ci parla Romani 11, misericordia. E se noi andiamo a leggere il primo versetto di Romani 12, che è molto conosciuto, sentite cosa ci dice. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati per mezzo del rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Ora, quando noi andiamo a leggere questi versetti, puoi mettere un attimo Romani 12:1, quando noi andiamo a leggere questo versetto, non lo so voi, ma solitamente io l'avevo sempre inteso così. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. No, come un'esortazione, come una sottolineatura. Fratelli, per la misericordia, offrite i vostri corpi. No, fatelo. Una cosa come fare un punto esclamativo su questa affermazione. Ma invece Paolo non sta facendo un punto esclamativo. Paolo ha appena finito di fare un capitolo intero parlandoci di che cos'è la misericordia, dell'importanza della misericordia nella nostra vita, quella che Dio ha fatto a noi affinché potessimo raggiungere la salvezza. E poi continua dicendo: adesso, fratelli, ora che avete capito che cos'è la misericordia, vi esorto per questa misericordia che Dio ci ha fatto a offrire i vostri corpi in sacrificio a Dio. Un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo che Paolo sta dicendo e questo è l'intendimento che la misericordia che Dio ci ha fatto dovrebbe attivare nella nostra vita. Dio non ci ha fatto misericordia solo ed esclusivamente affinché poi potessimo ottenere la grazia.
Ma la misericordia esige una risposta da parte nostra. Io vi ho fatto misericordia, allora per la misericordia che vi ho fatto, sacrificate, presentate i vostri corpi in sacrificio a Dio. Presentate voi stessi in sacrificio a Dio. È questo quello che Dio desidera da noi. Ho cominciato questa predicazione leggendo quel versetto in cui Gesù, riprendendo Osea, dice: voglio misericordia e non sacrificio. Che cosa significa? Che Dio non vuole sacrifici. Non è così. Quando Gesù sta parlando di questo, e quando Osea parlava di questo, si riferiva a una serie di rituali che erano diventati vuoti, che le persone facevano senza credere in quello che facevano, senza cuore in quello che facevano, senza bruciare per quello che facevano, un'adorazione vuota. Era come quando Gesù diceva: questo popolo mi adora con la sua bocca, ma il suo cuore è lontano da me. È questo che sta dicendo Gesù: non voglio questi sacrifici vuoti, non li voglio. Praticate piuttosto la misericordia. Ma in che modo praticare la misericordia? Avete visto quello che Gesù ha fatto? In che modo Gesù ci ha fatto misericordia? Diventando sacrificio per noi. Gesù ci ha fatto misericordia diventando sacrificio per noi. E Paolo ci dice: per la misericordia che Lui ci ha fatto, diventando sacrificio per voi, oggi voi siate misericordiosi e offrite voi stessi come in sacrificio, così come Gesù si è offerto. E Lui si è offerto come un sacrificio morto su quella croce. Ma voi oggi potete avere l'onore, potete avere la possibilità di offrirvi come sacrificio vivo, non più morto. Come sacrificio vivo a Lui, con i vostri corpi vivi, le vostre membra vive, la vostra adorazione viva, il vostro servizio vivo. In che modo fare questo? Se noi andiamo a leggere tutto il capitolo 12, non è separato dal capitolo 11. Paolo fa tutta una lista di cose, di come diventare sacrifici vivi. Comincia dicendo che noi siamo come membra di un corpo che si deve servire gli uni agli altri, e poi fa una lista di doni spirituali che Lui ci ha dato, e sono doni in cui noi possiamo servirci gli uni agli altri diventando questi sacrifici vivi. E dice: chi profetizza lo faccia conforme alla sua fede, chi insegna insegni, chi dà, chi dona, chi offerta lo faccia con semplicità, chi fa opere di misericordia le faccia. Presentatevi come sacrificio vivo, presentatevi come sacrificio, perché? Per quella misericordia che un giorno è stata fatta a voi e che oggi noi siamo chiamati a fare agli altri. Fratelli, chi pensa? Oggi ci sono alcune persone che magari ho visto poco o mai, e non voglio scandalizzare nessuno, ma chi pensa che il Vangelo sia una storia in cui Dio ha fatto tutto per noi e noi stiamo qua a rallegrarci e basta di quello che abbiamo ricevuto? Non è così. Dio esige una risposta da parte nostra. È vero, in quel versetto Gesù ha detto: non voglio sacrifici, ma come vi ho detto stava parlando di un altro discorso, di un'adorazione vuota. E qua Paolo ci dice: ehi, per la misericordia che vi è stata fatta, oggi voi siate un sacrificio, oggi voi offritevi come sacrificio. Offritevi come sacrificio gli uni agli altri. Paolo, sempre nel capitolo 12, va avanti. È tutto un capitolo in cui ci insegna in che modo offrirci come sacrificio. Dice: amatevi senza ipocrisia. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate gara per chi se ne dà di più uno all'altro. Bellissima questa espressione che Paolo usa. Quanto all'onorarvi, fate a gara per chi si onora di più gli uni agli altri. E poi continua dicendo riguardo allo zelo: non siate pigri, siate allegri nella speranza, siate pazienti nella tribolazione. Quanti qua sono pazienti nella tribolazione? No, dobbiamo offrirci come sacrifici vivi a Lui e essere pazienti in queste situazioni. Benedite quelli che vi perseguitano. Se non fosse chiaro, Paolo ripete: benedite e non maledite. Rallegratevi con chi è allegro, piangete con chi piange.
abbiate un unico sentimento tra di voi, non fate del male a nessuno, impegnatevi a farvi del bene davanti a tutti gli uomini. Questa è la misericordia di Dio, una misericordia che Lui ha dato a noi, ma che esige una risposta oggi da parte nostra. E la risposta è offrire noi stessi come sacrificio a Lui. Prima abbiamo cantato quella canzone di consegna a Dio, lasciando tutto, perdendo tutto, ma con allegria. Questa è la risposta che Gesù desidererebbe forse da noi. Forse Gesù questa sera ci sta chiedendo: io ti ho fatto misericordia e non ti ho chiesto niente in cambio, ma un'esortazione voglio lasciartela per la misericordia che ti ho fatto. Sei disposto anche te, come ho fatto io, diventando sacrificio per te, a diventare un sacrificio oggi per il mio regno? Ti chiedo di alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode qua. Il mondo oggi, Gesù si è sacrificato per noi, no? In questo modo Lui ha rivelato la misericordia verso di noi, attraverso il sacrificio. E attraverso di questo noi oggi siamo salvati. Tutti coloro che hanno alzato prima la mano, di sicuro lo sono. Chi ancora dubita, sarà meglio che cambi idea. Abbiate certezza dello Spirito Santo che vive in voi e che ha il potere di conservare il buon deposito della salvezza fino al giorno del ritorno di Gesù. Ma Gesù si è sacrificato per noi. La misericordia, come abbiamo visto, è stata mettere a posto Lui la cameretta dell'Edoarda. In questo ha rivelato la sua misericordia. E così Lui si è sacrificato per noi, ha pagato il nostro debito con la giustizia. E oggi Gesù ci chiede di diventare noi sacrifici, di essere noi coloro che fanno misericordia. E noi potremmo dire: non c'è più bisogno di fare questo. Gesù l'ha già fatto, è vero, Gesù l'ha fatto in un senso universale. Ma se qua ci sono state tante persone che prima hanno alzato la mano, là fuori ci sono tante persone che oggi non la alzerebbero. E Gesù ci chiede: sei disposto a essere sacrificio per queste persone? Sei disposto a sacrificarti? E Lui non vuole la nostra morte, vuole un sacrificio vivo, un sacrificio che possa aprire la sua bocca, un sacrificio che possa predicare il Vangelo, un sacrificio che possa fare del bene, un sacrificio che possa imporre le mani, un sacrificio che possa far vivere il suo sovrannaturale a questa città e ancora di più. È questo quello che vuole Lui, un sacrificio vivente in noi. Ma siamo disposti noi oggi, per la misericordia che un giorno Lui ci ha fatto, a usare questa stessa misericordia oggi in questa nazione, a usare questa stessa misericordia oggi verso quei parenti che non stanno venendo in chiesa, verso quegli amici che non stanno venendo in chiesa, che sono lontani,
Siamo disposti noi a diventare quel sacrificio? Siamo disposti noi a rinunciare a momenti di divertimento, momenti di comfort, di benessere, momenti di cose che piacciono a noi o ad altre cose ancora? Siamo disposti a sacrificare queste cose affinché possiamo fare misericordia nella vita degli altri e portare persone a ricevere la grazia di Dio? Un tempo questo è stato fatto nella nostra vita, prima da Gesù, poi da misericordiosi che hanno avuto questo ruolo nella vita mia e nella vita tua. Persone che ci hanno spronato, che ci hanno esortato. Stavo conversando oggi con Andrea, dicendo che oggi sicuramente io non sarei qua e non sarei così se lei non fosse stata nella mia vita. E lei non sarebbe così se i suoi genitori non fossero stati come sono stati nella sua vita. C'è sempre stato qualcuno che è stato un misericordioso verso di noi, che è stato sacrificio per noi, che ha sacrificato qualcosa della sua vita, della sua quotidianità, del suo tempo, dei suoi piaceri, del suo benessere, ha sacrificato amicizie, ha sacrificato tante cose perché io e te oggi potessimo essere qua e domani potessimo essere là. E quello che Gesù ci chiede di fare è: oggi noi siamo disposti a diventare questo sacrificio, a compiere questo sacrificio per gli altri, diventare misericordiosi, così come per primo Gesù è stato, rivelando la sua misericordia su quella croce che era per noi e che Lui ha preso per sé. Questo è quello che Gesù vuole. Una grande promessa per chi farà questo, perché si disponibilizzerà a lasciare ogni cosa e con allegria per diventare un misericordioso, ce la fa Gesù. Matteo 5:7. Beati i misericordiosi, felici i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Questo è quello che ci aspetterà lassù, quando noi saremo quei misericordiosi che non avranno timore di lasciare tutto, ma saranno sacrifici vivi per questa generazione, affinché in molti possano conoscere il nome di Gesù e un giorno vivere, essere parte di quella dolce grazia e della gloria di Dio. Amen. Oremos. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, e se hai ancora qualcosa in serbo per noi questa sera, già ti ringraziamo, Signore. Produci, Signore, in noi attraverso questa parola un sentimento nuovo di misericordia gli uni per gli altri, misericordia per quelli che sono qua dentro, diventando sacrificio gli uni per gli altri, aiutandoci a vicenda attraverso i doni che tu ci hai dato, attraverso il tempo che noi abbiamo, le possibilità che noi abbiamo e anche oltre quello che noi abbiamo, così come quei tuoi figli di Macedonia, ma anche un sacrificio vivo per quelli là fuori, Dio, per quelli che ancora non ti conoscono, un sacrificio vivo che possa produrre in loro un seme di vita eterna, così come un giorno è stato fatto nella nostra vita, che oggi noi possiamo intendere la misericordia che tu ci hai fatto, intendere il sacrificio che tu hai fatto, e che per la misericordia che tu hai fatto a noi oggi possiamo presentarci come sacrificio a te, per compiere la tua volontà pienamente in questo tempo. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Ti
La tua grazia non fallisce e i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, ti amo. La tua grazia, la tua grazia, i miei giorni, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, l'oscurità, tua presenza mi conforta. So che sei mio padre, il mio amico sei. Io vivo la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele.
sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio. Sei fedele in ogni tempo, tu sei buono con me. Io canterò la bontà di giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. La Chiesa. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte sale a te. Giorno e notte la nostra lode, la Chiesa. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte. Insieme. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Ti innalziamo. Ti innalziamo. Ti innalziamo. Oh Signore. Ti innalziamo. Ti innalziamo. Ti Alleluia. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Non è solo di giorno, non è solo di notte, non è solo del giorno buono, non è solo del giorno cattivo. La nostra lode deve uscire dalla nostra bocca ogni giorno. È perché Dio è stato fedele con noi. E dov'è la nostra fedeltà verso Dio?
Dio ci chiama ad essere fedeli nel giorno buono, nel giorno cattivo, giorno e notte. La nostra lode deve salire a Cristo, giorno e notte, perché la misericordia del Signore già ha raggiunto, ha pulito la nostra camera, ha sistemato i nostri sbagli, e oggi noi come sacrificio vivo davanti a Cristo offriamo la nostra lode, non soltanto nel giorno buono, non soltanto nel giorno che noi siamo gioiosi, ma in tutti i giorni, giorno e notte, noi innalziamo una lode al Signore. Tu puoi cantare ancora: ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo al Signore, perché a Lui è dovuta la lode e la gloria in eterno, non soltanto nel giorno buono, non soltanto quando noi riceviamo quello che Dio, che noi vogliamo, ma tutti i giorni, giorno e notte, la nostra adorazione sale al trono di Cristo. Amen. Canti ancora una volta: ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo. Adorare il Signore non può essere mai abbastanza. Una vita che adora il Signore. È questo che noi dobbiamo desiderare, una vita che sia resa alla volontà di Cristo. Una vita dedicata al nostro Signore. È questo che il nostro cuore deve desiderare. È questo che noi, perciò che noi dobbiamo vivere. Amen. 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 Alleluia. Glória a Dio, aplauda o nome del Signore Gesù. Alleluia. Noi ti adoriamo, Signore. Esaltiamo il tuo nome, perché tu sei degno, tu sei santo, grandioso nella nostra vita, Gesù. Alleluia. Amen. Questa settimana c'è stato il giorno di una persona molto importante nella nostra vita. E vogliamo onorare la vita di queste persone che Dio ha messo nella nostra casa, nella nostra vita, nella nostra famiglia, per proteggerci, prendere cura di noi, insegnarci come dobbiamo camminare. Oggi noi vogliamo chiamare qua davanti tutti i nostri papà, tutti i nostri papà, quelli che puoi venire anche Lucas. C'è una novità, la Sônia è incinta. Potete venire tutti i genitori, anche chi è genitore, anche John, vai John, il primo anno di John, Almir. Tutti i nostri papà. Alleluia. Quanti? Forse il tuo figlio non è qui adesso. Loro pregheranno per voi, ringrazieranno Dio per tutto quello che fate e state facendo, questo lavoro grandioso che il Signore ha messo nelle vostre mani. A me invito i bambini, potete venire e pregare per i nostri papà. Grazie Dio per tutto che ci hai fatto
E grazie per tu dare i papà per noi, per aiutarci nei nostri momenti più difficili, che te li puoi benedicarli, che loro possano stare bene, che nessuno di loro possano stare male, che tu puoi benedicare il mio papà e tutti gli altri papà, che tutti i papà stanno bene. Amen. Signore mio Padre, ti volevo ringraziare, Signore, perché tutti qua abbiamo un Padre, Signore, che è Dio, Signore, ma nella terra abbiamo i nostri padri, Signore, che tu possa benedirli, Signore, loro, Signore, i loro figli, Signore, nel nome di Gesù, amen. Nel nome di Gesù, Signore, noi benediciamo queste famiglie rappresentate qua, Signore. Benedici la loro casa, la loro famiglia, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Adesso c'è un regalino da dare, qualcuno li porta qua. Un regalino per tutti i papà. Alleluia. Tutti avrete lo stesso profumo questa settimana. Poi vi ricordate di fare le foto con i vostri figli per lasciare un ricordo di questa bellissima giornata. O João veio aqui na frente. Se dopo qualche papà non ha il regalino, cercate la Daisy che ve li darà, sta andando là dietro con i regalini. Signori bambini, dobbiamo festeggiare i compleanni della settimana, quindi un attimo di attenzione. Tutte le persone che hanno compiuto gli anni quest'ultima settimana possono venire qua per piacere. Davi che compie gli anni oggi. Cacinha. Qualcun altro. Compleanno nell'ultima settimana. Se non venite questa volta, venite la prossima, quindi non nascondetevi. Va bene, possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di Davi, di Raffaele, di Katia, Signore. Ti chiediamo che tu possa riempire questo nuovo anno che hai messo davanti a loro con il meglio. Muitos anos de vida. Amen, questa stessa benedizione sia su tutti quanti noi.
la gioia di Gesù, la sua allegria, la sua pace, la sua salute riempiano la nostra settimana. L'amore di Dio sia con noi, la grazia di Gesù e la sua misericordia siano con noi, la comunione dello Spirito sia con tutti quanti noi. E in quanti siamo? Noi siamo. Avete 1:10 di tempo per mangiare le coscigna che sono venendo preparate di là, e 11:30 comincia la veglia.